Ultima cosa, il famoso sassolino. L'avevo promesso, lo mantengo. Vedete, e poi smetto, ma io i sassolini ho anche un'età che me lo posso permettere. Non ho bisogno di avere il consenso generalizzato. Vedete, quando io mi sono rivolto alla vostra amministrazione comunale, lo dico senza problemi. Ho avuto un incontro con la signora assessore alla cultura e ho detto: guardi signora, decida lei, però noi facciamo un libro su Portogruaro e su uno dei testimoni più importanti del Novecento di Portogruaro. Bene, bene, bene. E ho detto: bene signora, io credo, ho detto, che un'amministrazione comunale, non piccolissima come quella di Portogruaro, possa trovare tempo ed energie sufficienti per sostenere, non economicamente, ma per sostenere complessivamente l'uscita di questo libro. Per carità cristiana e perché sono ospite della comunità di Portogruaro e quindi io ho sempre molto rispetto formale, non sempre sostanziale, di chi dirige le città, io mi astengo dal dirvi e dal mettervi al corrente della risposta ottenuta, perché sarebbe offensiva per questa città. Quindi qualche volta ai vecchi un minimo di attenzione. Chiudo qui. Tra le tante cose era la mia famiglia di riferimento. Ecco. Io ho sempre speso la mia onesta battaglia dentro una famiglia che è la famiglia che ha portato il sindaco, ma questo non è neanche amarezza. Io dico che le buone amministrazioni devono stare attente ai propri vecchi, soprattutto a quelli che come Ugo hanno dedicato davvero una vita non solo per lui stesso, per la sua famiglia, ma anche per la vostra comunità. Se vi ho tediato portate pazienza, anche il sassolino è stato tolto. Grazie, a me fa piacere, dottor Sottosegretario, sul suo ultimo passaggio, anche perché fa capire ancora di più e meglio il senso della nostra iniziativa, che in effetti va al di là, come dicevo prima, di quelle che possono essere etichette di natura politica e quant'altro. Non a caso, come dicevo, il club ha delle finalità che vanno oltre, nel senso vuole essere perlomeno anche un momento di stimolo o un'occasione di stimolo e di dibattito su vari temi che hanno anche come leitmotiv il concetto della libertà, la libertà di pensiero, la libertà di pensare, la libertà di fare e di agire. Questo è un po' il senso del club e della nostra iniziativa, e devo dire che abbiamo voluto con grande soddisfazione con l'amico Alfredo coinvolgere appunto Ugo Padovese per questa presentazione del libro, anche perché abbiamo visto e percepito che c'era una totale assenza di chi, non lo so, comunque dell'assenza della città più in generale, nei confronti di un libro che secondo noi aveva e ha tutti i diritti di trovare degna ospitalità nelle varie presentazioni e nelle varie situazioni, varie occasioni che ci potevano essere, che ci sono state in questa nostra realtà cittadina. Ancora grazie a voi, la parola a voi. Io ringrazio innanzitutto, sto bene in piedi, i presenti che hanno deciso di perdere o comunque di occupare questo spazio il sabato, che è sempre una bella giornata il sabato, a sentirci. Rapidamente, perché vorrei lasciare la parola ai presenti e non a noi relatori, però i ringraziamenti sono diritto, però di cuore all'amico Silvestrini,
grazie veramente, grazie ancora, perché per carità, giustamente come mi diceva a suo tempo il dottor Santa Rosa, diceva presentare, basta vendere, no? Parlarne, no? Il Silvestrini, amico, io ero amico del suo padre, no? Mi ha invitato, io sono stato commosso veramente, il palazzo si è dimenticato, pazienza, per carità. Mi ha invitato uno che non l'ho sollecitato, lui mi ha sollecitato e questo mi fa grande piacere. Quindi, E ultima cosa, vorrei rassicurare Ugo che quando ci si è lamentati insomma, della scarsa attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, questo non deve essere considerato un demerito ma un vanto, o meglio un dato positivo, perché io credo che la letteratura abbia bisogno quasi esclusivamente di libertà, per cui un libro che sia sponsorizzato da un comune già a me mi mette in sospetto, perché l'autore deve essere libero completamente, e se per essere libero bisogna affrontare anche qualche sacrificio, qualche difficoltà, tanto meglio, tanto più vale il libro. Ho finito. D'altra parte mio fratello, e ho finito, che è un buon prete, infatti crede in Dio, no? Mi dice sempre, stai zitto, non parlare, stai zitto, perché non cambia il mondo e paghi tutto. Io non ho cambiato Portogallo e ho pagato.